Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video. Sì, sono tornato perché non sono ancora morto. In questo ultimo periodo mi state chiedendo in moltissimi dicendo: Kai, perché sei morto? Non stai facendo video? Ragazzi, praticamente sono appena tornato dalle vacanze e ho ancora voglia di vacanze, perciò sto prendendo una piccola pausa, anche perché sto facendo la patente e sto cercando di studiare un po'. Allora ragazzi, con questo video volevo annunciarvi delle cose. Molti mi stanno chiedendo in questo ultimo periodo se andrò al Games Week. Allora ragazzi, io ho tanta voglia di andare al Games Week. Praticamente se YouTube sgancia, ci vado. Se non sgancia, non ci vado. Oltre ad annunciare questa cosa qua ragazzi, riprenderò la serie Road to Primi in Italia. Non sarò io personalmente a scalare perché io non ho più tempo per scalare con la ripresa della scuola. Sarà un mio caro amico a scalare. Allora, vabbè, lui attualmente è molto scarso, è solamente terzo in Italia. Lui tenterà primo in assoluto in Italia e tenterà a diventare il primo assoluto, cioè proprio la prima leggenda italiana. A parte gli spoiler ragazzi, vi dico un ultimo spoiler: inizierò la serie la prossima settimana. Ok, ora partiamo con le domande. Gabriele Luparello ci chiede: che vlog, hai mai fatto una figura di merda? Allora ragazzi, per chi mi seguisse da un pochino di tempo in più, a maggio ero a Jesolo per lo stage, praticamente lavoravo in hotel. Un giorno mi arriva un ragazzo francese in nulla, prima mi guarda un po', mi fa: ma sto qua è cinese o giapponese? Dopo mi fa: free, wifi, con la mano mi fa 315. Io capisco che vuole la chiave della camera 315, però con la voce mi fa: connessione gratuita wireless. Io, cosa vuoi che capisco, madonna? Praticamente in null c'era una targhetta grande come il telefono dove c'era scritto il codice della connessione wifi. Allora io faccio: please, is our wifi code, e lui mi fa: free wifi. Praticamente dopo arriva il mio tutor e mi fa: Kai, sto qua lascialo stare che vuole la camera 315, non la connessione wifi. E là ho capito che ho fatto una figura di merda. Però è colpa sua se c'è una pronuncia schifosa. Loridon Voca J, non so come si pronuncia, perdonami, mi chiede: Kai vlog, era difficile scalare a Titano e ci riproverai a battere i tuoi record? Sei un grande. Allora, grazie mille. Com'era scalare in Lega Titano? Diciamo è stato molto faticoso, da 3900 a passare alle 4000 è stato veramente qualcosa di assurdo. Poi da 4000 a 4100 un'altra parte distruttiva. Se non rimanevi online ti distruggevano in una maniera assurda. Se riproverò a battere il mio record, sì ragazzi, a Natale praticamente io inizierò i primi di dicembre e verso Natale, fine anno, proverò ad arrivare in Lega Leggenda. Victor Palaniuk ci chiede: che vlog, fumi? Se sì, cosa? Allora ragazzi, ve lo devo ammettere, durante la scalata, quella che ho finito, ho fumato veramente tantissimo, 2-3 pacchetti al giorno, ho fumato tantissime gemme. Sì, era una battuta pessima. Gabriele Radici ci chiede: Kai, se avresti i soldi a sufficienza per andare a ClashCon, ci andresti? Mi saluti. Allora, ciao Gabriele. Io voglio andare anche a ClashCon. In realtà io voglio andare un po' dappertutto, però sono ai big money. YouTube non paga abbastanza. Domenico Risolla ci chiede: Kai vlog, Kai, Clash of Clans dove l'hai conosciuto? Ti è piaciuto a primo impatto? Sei un grande Kai, salutami, ciao. Allora, ciao Domenico. Io Clash of Clans l'ho conosciuto 2 anni fa a casa di un mio amico. Praticamente lui non è che ci stava giocando lui, ci stavo giocando io perché lo avevo scaricato da poco, perché mi avevano appena preso l'iPhone 5 che all'epoca era, oh my god, iPhone 5. Insomma, ci stavo smanettando e stavo scaricando tanti giochini, tra cui Clash of Clans. Il mio primo impatto con Clash of Clans, ho detto: wow, cazzo, bello questo giochino, puoi metterci gli edifici, le casette, i tuoi personaggi. Però l'ho eliminato la settimana dopo perché a casa mia, quel giorno lì ero a casa di un mio amico, a casa mia non avevo la connessione wifi. Insomma, all'epoca non prendeva la DSL a casa mia e non volevo finire i giga di internet, perciò non giocavo ai giochi online. Per fortuna ora ragazzi, arriva la connessione wireless anche nel mio paesino da 500 abitanti. Però devo installare un'antenna da 500 euro sul tetto, se no non mi arriva la connessione. Matteo Migliaro ci chiede: Kai vlog, cosa ne pensi di Kai? Allora ragazzi, io conosco 2 Kai.
un Kai è quello di Rovigo, quello sfigatello, Monegrab, youtuber che fa video su YouTube, forse lo conoscete anche voi. L'altro Kai che conosco è un Kai coreano che forse è leggermente più figo del Kai youtuber, ma sono dettagli. Ok ragazzi, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto. Ragazzi, questo è un vlog, per i video di Clash of Clans riprenderò tra 1 o 2 giorni e vi porterò dei video veramente epici, perciò restate sintonizzati e iscrivetevi. Questo è tutto, come al solito lasciate un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo video.